Secondo il giornale Grandangolo, l'avvocato Giuseppe Arnone avrebbe picchiato una sua cliente ed avrebbe subito anche una denuncia. Ma il giornale Grandangolo ovviamente ha una sua linea politica, che è quella di andare contro Arnone a tutti i costi, anche strumentalizzando vicende molto dolorose che meriterebbero il rispetto da parte di tutti. La vicenda è ora una vicenda chiusa, la signora ha ritirato la querela, ma merita a questo punto, vista la pubblicità che ha dato Grandangolo, di essere raccontata. La signora non è solo una mia cliente, la signora è un'amica che io seguo da parecchi anni. Ho seguito la signora in una serie di sue vicende, ho assistito i figli della signora in altre vicende, ho assistito i familiari della signora, fratelli e sorelle, in altre vicende ancora. La storia che con abbastanza fantasia ha raccontato Grandangolo, mettendo assieme notevoli falsità, è una storia abbastanza semplice. È un colloquio che si svolge tra due amici, un amico avvocato con un'amica cliente, e l'amico avvocato, come qualsiasi padre di famiglia di buonsenso, ha fortemente richiamato l'amica cliente che voleva porre in essere atti pregiudizievoli degli interessi dei figli. Io ad un certo punto l'ho presa per un braccio e le ho detto: tu sei una mamma, io ti ho sempre aiutata perché ti ho ammirato per quello che hai sempre fatto per i tuoi figli, hai sempre avuto la mia assistenza per i valori materni che hai saputo esprimere, devi adesso smetterla di dire cose che ti fanno sembrare un'altra persona, devi ritornare in te, devi essere la donna e la mamma che io ho conosciuto in tutti questi anni. Nel dire queste frasi, a voce abbastanza alta per scuotere la signora e farla uscire, diciamo, da queste logiche assolutamente dannose che aveva, l'ho stretta per un braccio, come si fa tra amici, e l'ho scossa appunto muovendo il braccio. La signora passava in quei giorni, poi l'ho scoperto, una situazione molto particolare, per cui ha reagito al mio amichevole energico invito in un modo abbastanza scomposto, creando tutto il casino che ne è venuto fuori e che però adesso si è ampiamente risolto. La signora adesso ha ritenuto anche di darmi retta e di fare esattamente quello che io le avevo chiesto di fare nel suo interesse e su sua richiesta. Il Castaldo ha pubblicato che io avrei preteso dalla signora la firma di un atto. L'atto che dicevo alla signora di firmare non era neanche scritto, era semplicemente l'atto che la signora mi aveva chiesto di concordare con gli acquirenti di un suo bene, perché la signora potesse avere il denaro relativo alla vendita direttamente nelle sue mani e non attraverso intermediari che già in passato l'avevano danneggiata. Nell'interesse della signora e su sua richiesta della signora, io avevo concordato con questi acquirenti che la signora avrebbe chiesto formalmente di essere pagata lei personalmente. Quando la signora voleva assumere decisioni in danno ai figli, voleva rinunziare alla quota parte della vendita che è relativa ad un'eredità che le spettava. Tutto questo non meritava questa attenzione. Io voglio anche dare un consiglio a Franco Castaldo. Io sono un cavallo di razza, mi si consenta la presunzione, e più ostacoli si mettono innanzi al cavallo di razza, più bella figura fa il cavallo di razza nel saltarli. Da questa vicenda, se Castaldo vuole continuare, come dire, a sollevarla assieme ai suoi amici, io non ne posso uscire che bene, cioè come un padre di famiglia che ha fortemente sollecitato un'amica nell'interesse dei figli a guardare l'amica sempre l'interesse di questi figli. Mi si consente una battuta. Caro Castaldo, vi è una donna che io ho assistito, che ha subito anche un trattamento sanitario obbligatorio,
che va dicendo che io non ho voluto ricusare una magistrata del suo processo perché io e la magistrata avevamo una relazione. Se vogliamo fare un altro scoop, possiamo andare a trovare questa persona e farci raccontare questa, come dire, assai fantasiosa e assolutamente non vera storia. Ma se serve per fare scoop contro Arnone, facciamolo pure.